Auto da fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati alla puntata del martedì di Auto da Fè che si occupa di un paio di cose di cui parlano in pochi e si parla poco e di una cosa di cui si parla molto. Senza perdere tempo, il tempo è prezioso, andiamo alla prima delle due cose di cui si parla relativamente poco, vale a dire la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Un affair internazionale che non si mette bene, come scrive Luca Beltrami Gadola, una generazione di costruttori alle sue spalle, ormai ultra ottantenne, anzi quasi novantenne, prestigiosa firma di Repubblica negli anni che furono per la cronaca milanese, ma soprattutto esperto del ramo delle costruzioni per via del fatto che lo ha fatto per tutta la vita e lo ha fatto la sua famiglia da generazioni. Un conoscitore molto preciso e sopraffino, direi, della realtà milanese, che si è occupato sul suo sito, sempre stimolante e interessante, per chi si occupa di Milano, ma in realtà occupandosi di Milano si occupa del paese, arcipelagomilano.org. Lo trovate in apertura, questo ottimo articolo che vorrei proporvi, perché si è parlato abbastanza poco del fatto che nel pieno centro di Milano e in relazione alla costruzione del nuovo consolato non di un paese del terzo mondo ma degli Stati Uniti ci sia stata un'opera di caporalato allo stato puro da parte di un'azienda turca, turchi che costruiscono a Milano per gli Stati Uniti caporalando a più non posso. Le questioni che si aprono, scrive Luca Beltrami Gadola, su questo punto sono molte, tra l'altro sono molte le questioni ma è molto anche il silenzio su questa storia e diverse tra di loro. Ma io credo, scrive Beltrami Gadola, che si debba partire dal decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che stabilisce una cosa, ovvero che tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno diritto allo stesso livello di tutela e di protezione sul lavoro e il datore di lavoro ha l'obbligo, obbligo legale ovviamente, di superare le barriere linguistiche e culturali dei lavoratori per garantire una prevenzione efficace dei rischi. Il testo unico sulla sicurezza, che ormai risale appunto al 2008, decreto legislativo 81-2008, se andate sul sito di arcipelagomilano.org trovate anche il riferimento normativo, il link. Il testo unico impone misure a carico del datore di lavoro quando in azienda sono presenti lavoratori stranieri. E per sommi capi cosa prevede la legge? Formazione comprensibile, verifica della lingua, documento di valutazione dei rischi, fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale, diritti e tutele del lavoratore straniero, in Italia i diritti a salute e sicurezza sono universali, parità di trattamento, ovvero chi lavora regolarmente, anche se distaccato da un altro paese, gode degli stessi livelli minimi di tutela dei lavoratori italiani. Canali di supporto, enti pubblici come l'INAIL pubblicano guide e opuscoli informativi multilingue per spiegare le leggi locali in modo semplice. E infine diritto di rifiuto. Il lavoratore può segnalare situazioni di grave pericolo e astenersi dal compito se non ha ricevuto le attrezzature necessarie o la formazione adeguata. Ebbene, pensare che un'impresa turca, che era quella che sta costruendo il nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, pensare che un'impresa turca si attenga strettamente alle disposizioni del decreto legislativo in questione è una pia illusione e che poi qualcuno controlli è un'altra delle caratteristiche del nostro paese, della splendida Italia. Si fanno le leggi, si prevede che ci debbano essere dei controlli, ma gli enti preposti non sono mai dotati delle risorse necessarie per svolgere il loro compito e il caso dell'edilizia è tra i più clamorosi. Uno degli aspetti più drammatici, scrive Luca Beltrami Gadola, arcipelagomilano.org, è che uno dei reati che si commettono, anche a prescindere dal caporalato di cui si parla per il nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, uno dei reati che si commettono di più dunque è l'evasione contributiva, che priva i lavoratori di qualunque tutela, a partire da un salario equo previsto dai contratti di categoria, fino al danno finale, che è quello di non godere di alcuna pensione né di invalidità né di vecchiaia.
Lasciamo da parte tutto il contorno di minacce, soprusi, intimidazioni nei confronti dei lavoratori, perché ognuna di queste cose fa parte del caporalato, che è una prassi ben conosciuta in Italia, contro la quale organi di polizia e pubblici ministeri sembrano talvolta in difficoltà, o meglio, sono inermi. Peraltro il nostro paese è ormai famoso per legiferare, perfino troppo, ma quel che ne deriva è che si fanno leggi che prevedono controlli sulla loro concreta applicazione, ma non dotano mai gli organismi di controllo degli strumenti necessari. La giustificazione della mancanza di mezzi e di uomini fa parte ora costantemente di ogni commento sui fatti di cronaca. Ma questo del caporalato, messo in atto da un'impresa straniera, in questo caso turca, in attività sul nostro territorio a Milano, credo che rappresenti un unicum e vedo con preoccupazione, scrive Beltrami Gadola, che il governo tace. Tacciono tutti. Vorrei ricordare che nel caso di appalto e subappalto in Italia, il committente è responsabile in solido con l'appaltatore e con il subappaltatore per il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, esempio INAIL, dovuti ai lavoratori, e che chi ha lavorato alle dipendenze dell'appaltatore può chiedere il pagamento di quanto dovuto direttamente al committente, fino a concorrenza del debito che il committente ha ancora nei confronti dell'appaltatore stesso. E allora, scrive Beltrami Gadola, ci chiediamo chi sia il committente di quest'opera, il Consolato degli Stati Uniti, e come si sia avviata. Quanto al committente del nuovo complesso del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, è il Bureau of Overseas Buildings Operations del Dipartimento di Stato americano, attraverso la divisione italiana del colosso statunitense Caddell Construction, con sede in Alabama, lo Stato negli Stati Uniti con le aliquote immobiliari più basse. Che la questione sia ormai a livello internazionale lo testimonia la comparsa della notizia del caso Consolato a Milano da settimane su AI Overview, un'applicazione di Google tra le più diffuse. Sempre dunque sulla stessa applicazione leggiamo: quando gli Stati Uniti commissionano opere all'estero, come le nuove sedi consolari, in questo caso Milano, le tutele e i contratti di subappalto seguono una combinazione tra le leggi del paese ospitante e le regole di conformità interne del governo degli Stati Uniti. Tuttavia, in contesti internazionali si sono verificate criticità relative a gravi violazioni dei diritti umani, come accertato da indagini per sfruttamento e caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. In questi casi i sindacati locali e le autorità giudiziarie intervengono a tutela dei diritti fondamentali. Tanto per capirci, commenta Beltrami Gadola, negli Stati Uniti il sistema protettivo degli operai è garantito da diverse leggi. Una di queste stabilisce un salario orario minimo, con minimi più alti stabiliti dai singoli stati, e impone il pagamento degli straordinari, tasso maggiorato del 50%, per tutte le ore lavorate oltre le 40 settimanali. Sarebbe a questo punto il caso di dichiarare il caporalato e il subappalto illeciti quali reati universali, perché troppo spesso si accompagnano alla tratta di esseri umani. Eppure, al debutto del cantiere, le premesse erano ben diverse. Il giorno della posa della prima pietra, nel nuovo consolato, 6 aprile 2022, si videro allineate le autorità italiane e un rappresentante del consolato degli Stati Uniti. È il caso di andarsi a rileggere il comunicato stampa di quel 6 aprile 2022, una conferma del vecchio proverbio che di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. Oggi la Caddell Construction, divisione italiana, è affidata alle cure di un amministratore giudiziario. Per la cronaca si aggiunge agli altri cantieri fermi e prima che riprenda dobbiamo goderci lo spettacolo di giuristi e avvocati che tireranno in ballo la extraterritorialità e l'immunità. Come sempre, conclude Luca Beltrami Gadola su arcipelagomilano.org, a illuminarci sono le parole di Beppe Sala, il sindaco di Milano, che leggiamo da un comunicato stampa dell'ANSA. L'inchiesta sul caporalato per la realizzazione del consolato degli Stati Uniti a Milano, ha detto Sala, è una brutta pagina. E lo ha spiegato a margine della cerimonia dell'alzabandiera per la festa della Repubblica il 2 giugno. Ogni volta, ha aggiunto Sala, che vedo problemi su Milano,
sono amareggiato. D'altro canto penso che se situazioni del genere servono per scoperchiare spazi bui e per mettere in evidenza cose che non vanno, ben vengano le inchieste. Guarderemo con attenzione a quello che succede, ha concluso il sindaco di Milano. Ma osserva Beltrami Gadola sarcasticamente, a illuminare gli spazi bui il sindaco Sala non è stato un campione, visto il frequente intervento dei pubblici ministeri sulle attività del comune di Milano. Così Luca Beltrami Gadola su Arcipelago Milano, la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, un caso di caporalato turco nel capoluogo lombardo, che è piuttosto interessante e poco commentato, perché tanto ci interessa poco. Più commentato è sicuramente il raggiungimento di un'intesa fra Stati Uniti e Iran circa una guerra che si protrae da mesi. Su questa questione vi voglio proporre un commento del professor Ugo Volli su shalom.it, il sito della comunità ebraica di Roma. Volli ha seguito la guerra fin dall'inizio, è stato anche molto favorevole a questa iniziativa bellica, adesso concorda con qualche altro osservatore circa il fatto che l'annuncio di Trump fa prevedere un accordo che è sostanzialmente una vittoria dell'Iran. Trump ha avuto il suo accordo, scrive il professor Ugo Volli su shalom.it, dopo 2 giorni drammatici di scontri, bombardamenti, fatti e minacciati, comunicati contrastanti sull'autodifesa israeliana in Libano, alla fine l'Iran ha approvato l'accordo di tregua concordato con gli Stati Uniti attraverso la mediazione pakistana. L'Iran ha rinunciato, per ottenere all'accordo, alle ultime minacce di bombardare Israele, anche se Israele dichiara di non essere affatto vincolato dalla clausola che include Hezbollah nel cessate il fuoco. Israele vuole continuare a difendere i propri cittadini e il proprio territorio. E questo ha aperto una grave crisi nei rapporti fra Israele e l'amministrazione statunitense e personalmente fra Netanyahu e Trump. La firma per ora è solo virtuale. La cerimonia dovrebbe svolgersi il 19 giugno, fra 3 giorni, a Ginevra, in Svizzera. Il memorandum non è stato ancora pubblicato, osserva il professor Volli, ed è certamente provvisorio, anche se il consenso è stato annunciato chiaramente da tutte le parti interessate. Tra le versioni pubblicate da fonti vicine all'amministrazione statunitense e al regime iraniano ci sono ancora notevoli differenze. Dunque è difficile capire come è finito il braccio di ferro fra gli Stati Uniti e l'Iran sui particolari più critici. Comunque le clausole principali dell'accordo sono abbastanza chiare e sono 5. Primo, la tregua in corso viene ufficializzata come cessazione delle ostilità, prolungata di 60 giorni, estesa a tutta la regione, incluso il Libano, e questa è una clausola sfavorevole a Israele. Secondo, la circolazione nello stretto di Hormuz viene riaperta, come peraltro era prima della guerra. Ma secondo il Pakistan l'accordo autorizzerebbe l'Iran addirittura a riscuotere tasse di passaggio contro la legge internazionale, altro punto a favore dell'Iran. Terzo, il blocco navale americano sull'Iran è eliminato, è una clausola vitale per il regime iraniano, che trarrà da qui i finanziamenti necessari per riarmarsi e per alleviare la crisi sociale in corso. Non si sa in che misura ciò comporterà l'allontanamento delle forze statunitensi dalla regione. Un'altra condizione importante sul piano politico, oltre che su quello militare, per l'Iran, che infatti la considera il terzo segno della sua vittoria. Quarto, progressivo allentamento delle sanzioni. E questo è un punto molto importante, non so quanto valutato, però molto importante. Allentamento delle sanzioni e rilascio dei fondi iraniani bloccati, cioè al regime iraniano arriverà una quantità enorme di soldi. Non si conoscono i tempi di questo rilascio economico, che comunque toglierà pressione sugli ayatollah, ma ai fondi bloccati da restituire, circa 100 miliardi è stato calcolato in dollari, si potrebbe aggiungere un consistentissimo fondo di compensazione, cioè riparazioni di guerra, per udite udite, 300 miliardi di dollari. Cioè, da questo quarto punto dell'accordo, l'Iran potrebbe incassare a questo punto 400 miliardi di dollari. È un pagamento a cui di solito sono costrette le nazioni perdenti, in questo caso gli Stati Uniti. Quinto punto, l'Iran dichiara che non si doterà di armi nucleari, come peraltro ha sempre detto, e questo dunque non costa nulla al regime degli ayatollah.
Durante i prossimi 60 giorni, osserva il professor Ugo Volli, proseguiranno le discussioni sui temi che dovrebbero limitare il pericolo iraniano fino a ottenere il trattato definitivo. I temi aperti sono moltissimi. In sostanza tutti gli obiettivi americani della guerra sono ancora in discussione. In primo luogo si rimanda alla nuova trattativa la decisione sul nucleare e sull'uranio arricchito. Qui sembra però che Trump abbia ceduto su tre aspetti fondamentali. Primo, la possibilità dell'Iran di continuare l'arricchimento dell'uranio fino a un certo punto. Secondo, la rinuncia a ottenere l'esportazione del materiale già arricchito a favore invece di una semplice diluizione. Terzo punto, la distruzione dei siti atomici. Su questi tre punti Trump ha ceduto agli ayatollah. Sempre in queste nuove trattative si parlerà poi, forse, della rinuncia all'armamento missilistico di lunga gittata che minaccia la regione, in particolare Israele, ma in prospettiva il mondo intero, e anche dell'imperialismo iraniano, che si realizza col finanziamento e armamento dei gruppi terroristici satelliti, anche se l'accettazione americana dell'estensione della tregua al Libano ai danni della sicurezza di Israele implica un'accettazione del patronato rivendicato dall'Iran su Hezbollah. Insomma, Trump ha anche accettato che l'Iran continui a foraggiare Hezbollah in Libano, contrariamente a quello che invece invocava il presidente libanese, del tutto ignorato dai media, il quale diceva basta, non siamo dell'Iran, siamo libanesi. Ciao. In sostanza Trump concede all'Iran, osserva il professor Volli, proprio ciò che il regime degli ayatollah voleva, accontentandosi di trattative future sui propri obiettivi. Per Trump, insomma, è l'accettazione di una sconfitta. In realtà, osserva il professor Volli, non si capisce perché questi temi fondamentali su cui non si è raggiunto alcun accordo negli ultimi 2 mesi dovrebbero essere risolti nel prossimo futuro. Il rischio è che lo stato di cose attuale, con la rinuncia degli Stati Uniti alla minaccia militare e alla leva economica del blocco e delle sanzioni, in cambio solo della restituzione dello status quo sullo stretto di Hormuz, ebbene questo rischia di diventare una rinuncia permanente, con una gravissima perdita del prestigio degli Stati Uniti e un salvataggio sostanziale del regime degli ayatollah, duramente sconfitto sul campo militare forse, ma comunque capace di imporre le proprie condizioni agli Stati Uniti. Se fosse così, si tratterebbe di una perdita molto grave non solo per Israele, ma per tutto l'Occidente, una dimostrazione che gli Stati Uniti, anche se con Trump hanno ripreso a usare la leva militare, comunque non sono capaci di imporre le soluzioni convenienti alle crisi. Non solo la situazione finale di questa crisi e questo memorandum di intesa rischiano di essere peggiori dell'accordo fatto a suo tempo da Obama e denunciato con forza anche da Trump all'epoca, ma per il presidente americano attuale esso rappresenterebbe l'equivalente della fuga dall'Afghanistan di Joe Biden, o se vogliamo, un nuovo Vietnam per Trump, scrive Ugo Volli. Conclusione su Israele. Per Israele si apre una nuova fase di solitudine. Nonostante i grandi sforzi diplomatici di Netanyahu nei mesi scorsi, Donald Trump non ha abbandonato la corsa verso un accordo che evidentemente vede come il suo obiettivo politico principale. Cioè Trump vuole l'accordo, così sfavorevole, oggettivamente una sconfitta, con l'Iran e chi se ne frega di Israele. Ora la semplice rivendicazione del diritto all'autodifesa contro Hezbollah, cioè se attaccano la Galilea, dice Israele, noi colpiamo i suoi centri di comando a Beirut, dunque la rivendicazione israeliana del diritto di autodifesa contro Hezbollah che è incistato in Libano è trattata da Trump come una ribellione di Israele e quindi Israele la pagherà, ha fatto sapere Trump. Naturalmente l'Europa è ben lieta, conclude il professor Ugo Volli su shalom.it. L'Europa è contenta e felice di assistere a questa conclusione ufficiale di una campagna contro l'Iran che non ha mai condiviso, mentre Russia e Cina sono molto soddisfatte della prova di incapacità degli Stati Uniti di determinare un nuovo ordine mondiale. È probabile, osserva in conclusione Ugo Volli, che questa solitudine possa richiedere nuovi sacrifici a Israele, perché incoraggerà i terroristi, che potranno di nuovo venire appoggiati impunemente dall'Iran. Ma in questi anni Israele ha anche mostrato di sapersi difendere da solo
e di poter imporre la propria sicurezza ai nemici. Con il memorandum di intesa non si apre un periodo di tranquillità in questa regione, ma al contrario si profila una maggior turbolenza e difficoltà. Il primo punto, chiude il professor Volli su shalom.it, il primo punto è vedere se Trump cercherà di costringere Israele ad abbandonare la morsa su Hezbollah nel Libano meridionale e se Israele riuscirà a resistere e quali leve, per esempio sui rifornimenti militari come Biden, userà per cercare di farsi obbedire. Così il professor Ugo Volli su shalom.it. Sullo stesso tema però vi segnalo un altro articolo che in realtà è una rassegna stampa dai paesi del Golfo, Iran, Kuwait, Arabia Saudita soprattutto, una rassegna stampa che trovate su memory.org, Middle East Media Research Institute, in sigla appunto memory.org. Lo trovate in home page questo articolo, che dà conto di come gli stati del Golfo Persico abbiano accolto con favore certamente l'annuncio dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma addirittura in numerosi articoli della stessa stampa del Golfo Persico, in particolare quella saudita, vengono avanzati profondi sospetti e seri dubbi sulle reali intenzioni dell'Iran e sulla sua volontà di abbandonare il programma nucleare e le ambizioni regionali. Insomma, anche i media degli stati del Golfo Persico sottolineano come gli Stati Uniti hanno sostanzialmente ceduto davanti all'Iran. Editoriali e articoli pubblicati in Arabia Saudita e in tutto il Golfo Persico hanno espresso la speranza che l'accordo possa portare alla pace e alla stabilità regionale, perché non esiste un'alternativa realistica se non una guerra totale e distruttiva. Ma allo stesso tempo questi editorialisti e questi giornali del Golfo Persico, specialmente in Arabia Saudita, hanno manifestato un grande scetticismo riguardo alle possibilità di successo dell'accordo, citando esperienze passate e la difficoltà di fidarsi dell'Iran. Alcuni hanno sottolineato che un cambiamento fondamentale nel regime iraniano e nella sua condotta nella regione è essenziale, anche per quanto riguarda questioni non affrontate nell'accordo, vale a dire il programma missilistico balistico iraniano e quello dei suoi alleati regionali. E hanno sostenuto che senza tale cambiamento quest'ultimo accordo fra Trump e l'Iran rimarrebbe profondamente imperfetto e non riuscirebbe a produrre alcun cambiamento reale sul campo. Questo discorso è coerente con la linea adottata dai media del Golfo Persico durante i negoziati precedenti all'accordo, ma gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'annuncio ufficiale dell'accordo erano decisamente più critici e pessimisti. Questi articoli esprimevano una profonda preoccupazione che nel suo desiderio di raggiungere una rapida de-escalation e garantire la libertà di navigazione attraverso gli stretti di Hormuz e Bab al-Mandab, l'amministrazione Trump potesse cadere in una trappola iraniana e avvertivano che un accordo parziale, incentrato solo sulla questione nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ignorando gli attacchi dell'Iran contro gli altri stati del Golfo, il suo arsenale missilistico e i suoi alleati regionali, sarebbe stato un accordo fallimentare e avrebbe semplicemente concesso all'Iran vantaggi significativi che non era stato in grado di ottenere con la guerra. Addirittura un commentatore saudita ha paragonato l'accordo fra Trump e l'Iran all'accordo di Monaco del 1938 tra Francia e Gran Bretagna e Hitler, che in seguito permise l'espansione nazista nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Su membri.org trovate gli articoli del direttore del Saudi Daily, non ci fidiamo dell'Iran ma non abbiamo altra scelta che sperare che l'accordo ponga fine al suo programma nucleare, un altro editoriale del quotidiano saudita, dobbiamo dare possibilità all'accordo, ma ancora un terzo articolo, nessuno nel Golfo Persico si fida delle intenzioni dell'Iran. I problemi con l'Iran, sono destinati a continuare. La perplessità della stampa degli stati del Golfo. Chiudiamo questo capitolo, che è quello più discusso, e ne apriamo un altro infine, che è un altro dei due argomenti tra i poco discussi a cui facevo riferimento all'inizio della trasmissione. Uno degli argomenti poco discussi è la condanna in Olanda di un personaggio che peraltro è molto controverso, come si suol dire, uno che è stato accusato di aver negato l'Olocausto e tante altre belle cose,
Ma non ci interessa qui la sua opinione sull'Olocausto, bensì il fatto che per dire la verità è stato condannato. L'Europa nel paese delle meraviglie, è il titolo di un altro bell'articolo che vi segnalo per la lettura integrale, se lo volete, su gatestoneinstitute.org. L'Europa nel paese delle meraviglie, il Belgio che criminalizza la verità. Di che cosa si parla? Della condanna di un esponente politico nazionalista, Dries van Langenhove, è stato condannato perché ha detto quello che è la realtà, scrive gatestoneinstitute.org, con una sentenza che dovrebbe far rabbrividire chiunque creda ancora nei valori illuministi della ragione, delle prove e dell'aperto dibattito. Un tribunale belga ha condannato l'attivista nazionalista Dries van Langenhove per il reato di avere affermato dei fatti scomodi. Non si tratta di un'altra semplice scaramuccia nella guerra dell'Europa contro la libertà di parola, ma è qualcosa di ben più sinistro, scrive Drew Godefridi in questo articolo di gatestoneinstitute.org. Qui non siamo semplicemente alla guerra contro la libertà di parola, c'è di peggio, c'è la criminalizzazione esplicita della realtà, cioè tu osservi, vedi, verifichi una realtà, se la racconti sei punito, sei condannato da un tribunale. Van Langenhove mise in guardia a suo tempo contro la grande sostituzione e collegò la migrazione di massa alla carenza di alloggi, al collasso dei sistemi del welfare, belga in questo caso, all'aumento della criminalità e all'erosione culturale. Criticò il multiculturalismo perché è incompatibile con società coese e si fece beffe di certi dogmi progressisti in materia di genere. Nessuno di questi punti è un'invenzione e lo stesso tribunale che lo ha condannato ha riconosciuto che molte delle sue affermazioni si basavano su prove scientifiche e su statistiche ufficiali. Ciononostante, ciò nonostante, l'attivista belga Dries van Langenhove è stato condannato per aver detto la verità e questo stravolge il concetto di giustizia, Osserva gatestoneinstitute.org, l'articolo è di Drew Godefridi, come vi dicevo, ma lo trovate anche questo in home page. Da quando presentare dati verificabili sui tassi di criminalità, sulla distribuzione del quoziente di intelligenza o sulle differenze di fertilità costituisce un intento criminale? Dove sono le prove dell'incitamento alla violenza? Non ce ne sono. La prova è il discorso stesso e l'interpretazione soggettiva dei giudici circa il potenziale effetto emotivo del discorso su gruppi particolarmente protetti. Nelle democrazie liberali, degne di questo nome, la verità è sempre stata una difesa contro le accuse di diffamazione o incitamento all'odio. Nel Belgio del XXI secolo, la verità invece è ora considerata una prova aggravante. Le elite europee lo hanno ripetutamente preso di mira, all'esponente condannato Dries van Langenhoven, perché esprime a parole ciò che un numero crescente di cittadini osserva quotidianamente, ovvero la migrazione di massa da regioni culturalmente distanti è correlata alla formazione di società parallele, a una maggior dipendenza dall'assistenza sociale e a un aumento di alcuni reati. In tutta Europa, dalle leggi contro l'incitamento all'odio nel Regno Unito e in Germania, ai sistemi di monitoraggio della disinformazione nell'Unione Europea, in tutta Europa le autorità non si limitano a limitare la libertà di espressione, ma stanno punendo il riconoscimento della realtà, quando questa contraddice la narrativa multiculturale. Fatti riguardanti i fallimenti dell'integrazione, le zone off limits nelle nostre città, bande di sfruttatori o differenze di genere nei risultati vengono trattati come eretici, a prescindere dalla loro validità empirica, mentre i fatti riguardanti arabi, africani o musulmani vengono censurati o proibiti, in Belgio, non appena si tratta di ebrei, tutto è assolutamente permesso. E quando i tribunali dichiarano che perfino le statistiche accurate possono essere considerate reato se fomentano l'intolleranza, non tutelano le minoranze, bensì le infantilizzano, così come infantilizzano l'opinione pubblica. Van Langenhove farà appello contro la sua condanna, lo ha già fatto in passato,
Ma conclude gatestoneinstitute.org, il vero verdetto è già stato emesso. La classe dirigente dell'Europa occidentale ha scelto la repressione al posto della realtà. Preferiscono punire chi porta una notizia piuttosto che confrontarsi con i dati scomodi sui costi reali della migrazione. Con ciò abbiamo concluso. Buona mattinata a tutti.